Una serata tutta dedicata ai disastri aerei del Fadalto, disastri che sono stati non solo di tipo civile ma anche di tipo militare, ce ne sono stati ben 4. Tutta la serata ruota attorno alla proiezione di un documentario che ho creato per l'occasione e che parla appunto di uno di queste sciagure, in particolare quella del 1967, quando un Twin Otter della compagnia aerea Aeralpi cadde nella zona del Fadalto causando la morte di 4 dei 5 passeggeri a bordo. All'interno c'erano dei personaggi di spicco, tra cui si ricorda Aldo Tait, che è stato un grande pilota dell'Alitalia ma anche un pilota nel campo militare a fianco del Duca Amedeo d'Aosta nella campagna d'Africa. E oltre a questo c'era anche un personaggio legato al cinema, Gastone Bettanini, che si salvò, è famoso per aver girato un film con Alberto Sordi, Il Vedovo. Quindi la serata è dedicata a queste sciagure, sì, ma anche ad aspetti legati al futuro dell'aviazione. In particolare andremo a spulciare, a vedere se c'è la possibilità di riaprire questa tratta aerea verso Cortina, dove c'era questo aeroporto a Fiammes, ed è molto probabile che qualche investitore, non si sa mai, che apra questo nuovo scalo per portare più gente in questa perla delle Dolomiti.